Il futuro della nostra comunità trevigiana è strettamente legata a quello dell'area che si snoda lungo l'arco Venezia-Padova-Treviso. Credo che la questione rappresentata dall'avvio, che è certamente auspicabile, di forme di collaborazione tra i tre capoluoghi che sono tra di loro vicini, Padova, Treviso, Venezia, sia una questione che non possiamo più rinviare. Ed è una questione che non è né di destra né di sinistra né tantomeno una questione veneta. Più un discorso di investitura che un commiato per molti, quello di Alessandro Bardanega dal palco dell'Assemblea di Un'Industria. Insistere sulla Patreve, dice l'ormai ex presidente, e il governatore del Veneto Luca Zaia se ne va in aperta polemica. Città metropolitana carrozzone dei partiti, ribatte, dagli industriali mi aspetto semmai una forte richiesta di autonomia. Ero molto più convinto anni fa della Patreve, oggi credo che sia forme di raccordo siano necessarie. Bisogna stare attenti che non si perda rappresentatività a livello locale e bisogna stare attenti di non creare costi di funzionamento ulteriori rispetto a quelli attuali. Passaggio invece che altri hanno approvato. La consapevolezza da parte delle categorie economiche che per un rilancio del territorio è necessario ragionare in area metropolitana è molto importante. Già da 2 anni che ci vengono queste sollecitazioni, vengono dal mondo economico. Io penso che al di là dei colori politici sia assolutamente fondamentale che gli amministratori diano delle risposte su questo. Bisogna fare dei ragionamenti di sistema e questa è una strada, io quindi penso che sia la strada da praticare e noi la favoriremo. L'altro tema, la corruzione, il governatore Zaia è tornato a chiedere l'impegno degli imprenditori e dei loro rappresentanti. Dico che le imprese debbono continuare a lavorare nel rispetto di chi lavora, dei lavoratori, però è altrettanto vero che se poi c'è qualche amministratore di quelle imprese che si è macchiato, un provvedimento di sospensione prima e poi un'espulsione, questo è il minimo che noi chiediamo.